Ciao ragazzi, il sole, l'acqua, il vento, in altre parole la natura. Non è che oggi sono pervaso da uno spirito particolarmente poetico, vi sto parlando di risorse e di strategie per la gestione del futuro energetico, perché queste sono energie rinnovabili, chiamate a recitare un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, al lavoro come a casa. E c'è un concetto che ci sta facendo sempre più strada a questo proposito. Si tratta delle comunità energetiche. Andiamo a scoprire che cosa sono dalla voce di Filippo Randazzo, presidente di Unicoge, che è un organismo, una società che si sta fortemente attivando per sensibilizzare le amministrazioni e la popolazione sul significato di questo tema. Una comunità energetica è un sistema per condividere l'energia prodotta da un impianto. All'interno della comunità ci sono produttori e utilizzatori. Il sistema verifica l'energia prodotta e l'energia consumata e ne calcola, l'efficienza. Quindi uno può essere soggetto passivo come fruitore, ma anche attivo come produttore di energia. Certo, per mantenere l'organizzazione attuale, il sistema di distribuzione attuale, il produttore ha collegato un impianto. Gli utilizzatori hanno il normale contratto di fornitura di energia elettrica dalla rete. Il sistema semplicemente calcola la quota parte di energia che il produttore non utilizza nelle proprie utenze e lo confronta con l'energia assorbita dagli utenti. Quindi qual è il vantaggio concreto nell'adesione a una comunità energetica? Questo è un sistema virtuale, di fatto è come se io partecipassi dell'impianto che è collegato al produttore. Quindi l'impianto viene condiviso fra i vari utenti e viene verificato che effettivamente quanta più parte dell'energia prodotta dall'impianto venga effettivamente utilizzata dai membri della comunità. Perché ci può essere un risparmio quindi alla fine? Assolutamente sì, perché il problema di base è il fatto che l'impianto produce con una propria curva di produzione che non sempre coincide con la curva di utilizzo. Avere una moltitudine di utenti permette di ottimizzare meglio l'utilizzo dell'impianto e di portarlo al massimo delle sue possibilità. Chi può aderire a una comunità energetica? Chiunque può aderire. Il legislatore indica nel comune il soggetto promotore, ma questo solo per fare in modo che possano partecipare quante più entità possibili, che possono essere sia la pubblica amministrazione, di certo, ma anche i privati cittadini e gli industriali. La fonte rinnovabile più gettonata, tra virgolette, è il fotovoltaico? Qui da noi sì, il comune di Zimella in passato ha utilizzato il salto d'acqua e quindi produzione idroelettrica, ma altre fonti possibili, tutte le fonti di energia alternative possono essere applicate. Come Unicoge, quindi, il vostro compito attuale è soprattutto quello di sensibilizzare le comunità su questo concetto ampio che riguarda la creazione di energia. Come Unicoge vorremmo diventare il punto di riferimento per le comunità energetiche sul territorio. Il mondo della produzione dell'energia e della distribuzione dell'energia sta cambiando moltissimo e le comunità energetiche sono lo strumento per poter realizzare questo cambiamento. A tale scopo stiamo contattando le singole amministrazioni dei comuni soci di Unicoge in modo da raccogliere le informazioni necessarie per poter proporre uno schema generale che possa essere di ausilio e di supporto a tutti quanti i comuni. Non solo i comuni soci, ma l'idea è di poi, una volta costruito questo schema, di poterlo proporre ad altre entità sul territorio. E ogni comune può presentare una serie di infrastrutture idonee ad accelerare il processo di adesione alla comunità energetica, prima fra tutto attraverso il fotovoltaico piazzato sui tetti. Ma in alcuni comuni come Azimella ci sono infrastrutture come il Mulino Bertolaso che possono veramente ispirare in questo senso, perché è stato costruito circa un secolo fa, per decenni ha garantito lo sviluppo di tutto il comprensorio, è stato dismesso circa una quarantina di anni fa e adesso può tornare a esercitare un ruolo chiave per la produzione di energia e tra poco scoprirete perché. E infatti andiamo a capire come Zimella si sta preparando ad avvicinarsi al concetto di comunità energetica. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che è un progetto a cui noi teniamo tantissimo, perché comunque può essere il futuro, viste l'indipendenza è la cosa a cui dobbiamo mirare.
In collaborazione con Unicoge stiamo studiando un po' la soluzione migliore. Sicuramente il Comune metterà a disposizione tutti i tetti possibili e immaginabili e stiamo studiando anche se c'è possibilità, per esempio, del salto del vecchio mulino, che in tempi passati ha sempre dato energia elettrica alle fabbriche che erano lì nella zona e riuscivano a essere autonome da quel punto di vista lì. E quindi se sarà possibile sfruttare anche quel salto lì, per noi sarebbe una bella cosa, anche un po' di ritorno al passato. E non sottovalutando nessuna opportunità che possiamo incontrare, insomma. Il passaggio a una comunità energetica è un passaggio per l'appunto solo consigliato o forse addirittura necessario? Necessario, esatto, secondo me è assolutamente necessario, di cui purtroppo la popolazione conosce ancora poco. Ho avuto qualche cittadino che è venuto a parlarmi per questo progetto, anche con entusiasmo, quando ha visto che il comune è intenzionato ad aprire questo progetto. Io spero che cominciando a parlarne siano sempre di più quelli che vogliono aderire a questa iniziativa che è fondamentale per evitare appunto situazioni come quella che si è presentata quest'anno, dove insomma alcune famiglie hanno sofferto molto per i costi. Le comunità energetiche in Italia sono ancora una realtà in divenire, in itinere, si stanno facendo dei passi in avanti importanti nel processo di acculturamento, soprattutto nei confronti della popolazione, ed è una fase che vede l'impegno non soltanto del privato ma anche dell'ente pubblico. Andiamo quindi a sentire come stanno le cose, l'impegno su cui si sta producendo anche la Regione Veneto. La Regione Veneto ci crede tantissimo, l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto la nostra legge nell'estate 2022 e siamo ancora in attesa ovviamente dei decreti attuativi ministeriali, però ecco, nelle more del nostro bilancio, che non può essere molto ricco, siamo comunque riusciti a stanziare 250.000 euro per ogni annualità in favore dei comuni per realizzare gli studi di fattibilità, altri 10 milioni per la creazione vera e propria delle comunità energetiche le metteremo a terra con il programma FESR europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e altre risorse ci auguriamo tutti che arriveranno. C'è il PNRR soprattutto per i comuni sotto 5.000 abitanti, 2 miliardi e 2, e poi altre risorse che arriveranno, perché come dico sempre io, il PNRR è stato scritto per uscire dal Covid, nel frattempo c'è la crisi, la guerra in Ucraina, e quindi ci aspettiamo che l'Europa stanzi ulteriori pacchetti soprattutto per l'energia e anche per l'acqua. La comunità energetica serve anche da stimolo intanto a creare nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, che ne abbiamo bisogno, e anche educano a un consumo più razionale, più intelligente. Siamo in una società, viviamo in una società sempre più energivora, che ha sempre più fame di energia, e la quantità di energia che continua ad aumentare non si può pensare che viaggi per lunghe distanze, perché è antieconomico e perché porta dei grandi investimenti, comporta grandi investimenti per le reti e anche delle dispersioni lungo il tragitto. Si andrà sempre di più verso una società di questo tipo, produzione e autoconsumo locale, quanto più possibile. Quali sono i passaggi più importanti di questa legge? Allora, oltre alla dotazione economica, sicuramente 3 aspetti fondamentali: i protocolli d'intesa per facilitare le autorizzazioni, quindi con il Ministero, le sovrintendenze, i gestori energetici, eccetera, eccetera. Il portale web della Regione con tutte le informazioni del caso declinate nella maniera più semplice possibile, e la mappatura di quelle che sono proprio le comunità energetiche esistenti, aggiornato sempre in collegamento con il sito del GSE, quindi ogni cittadino potrà vedere dove sono quelle vicino a casa propria e come aderire. Poi il tavolo permanente regionale con tutte le personalità che possono portare un valore aggiunto a uno strumento ancora in rodaggio, che dovrà magari calibrare alcuni meccanismi. Quindi ci sarà GSE, ci sarà Terna, Enea, ARERA, l'ANCI, l'Unione delle Province, gli uffici regionali, il mondo dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del servizio e cooperazione.